Nuovamente ben ritrovati con 7 in punto, vi dicevo si torna a parlare, si continua a parlare della giornata di buone pratiche di protezione civile Io non rischio con Luca Soppelsa, che è direttore della protezione civile del Veneto. Buongiorno e bentornato. A voi. Occasione dunque per fare il punto sia di questa campagna nazionale che, come si accennava già prima, è stata in continua crescita in questi anni e penso con buona soddisfazione da parte vostra vedere appunto ampliato questo messaggio che viene lanciato. Sì, è una campagna nazionale alla quale la Regione Veneto ha aderito con molta soddisfazione, con molto impegno. È partita 6 anni fa, come si diceva, con circa 9 piazze. Oggi siamo arrivati a 700 piazze nazionali, di cui 40 sono piazze della Regione Veneto. Si parte da Auronzo, si arriva a Occhiobello, quindi tutto il territorio regionale è interessato e i volontari interessati per questa giornata sono circa 400. Ecco, sono volontari che durante tutto l'anno hanno, ai noi, molto spesso occasione di dover dare la propria opera sostanzialmente. Il Veneto da questo punto di vista non si fa mancare niente, mi concede la battuta, insomma, certo. Sono state diverse occasioni in cui c'è stata l'emergenza, ma c'è stata anche una risposta davvero eccellente. Diciamo solo 2 numeri. Le associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile sono 468 e i volontari aderenti a queste associazioni sono quantificati in circa 18.000. Quindi sono una realtà estremamente importante e molto importante proprio per la tutela del territorio e per il soccorso che può essere dato al territorio in occasione di emergenze. Il Veneto è interessato da molti rischi, in particolare abbiamo il rischio sismico, il rischio alluvioni, il rischio idrogeologico in generale e ogni anno ci sono degli eventi, anche quest'estate ci sono stati numerosi eventi di tipo emergenziale e in questi casi sempre il volontariato è intervenuto. In occasione del sisma del centro Italia anche lì il volontariato del Veneto è intervenuto e per giornate intere è stato a completa disposizione per partire con una colonna mobile verso il centro Italia. Alla fine non ce n'è stato bisogno, però era sempre pronto e disponibile a partire immediatamente. Diceva 468 associazioni, 18.000 sono i volontari e la formazione di tutti questi come viene organizzata in qualche modo? La formazione viene fatta a vari livelli. La formazione viene fatta direttamente all'interno delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato, in quanto molti volontari sono dei formatori del volontariato. Viene fatta a livello provinciale, viene fatta a livello regionale. A livello regionale c'era il centro di formazione di Longarone, che era costituito dalla Regione e dalle province del Veneto, e organizzava tutta una serie di eventi e di corsi formativi specifici per il volontariato. Adesso il centro purtroppo è in fase di chiusura e la Regione prende in carico la formazione che veniva svolta precedentemente dal centro di Longarone. Ecco, nelle nostre trasmissioni abbiamo ospiti di tutti i versanti, tutte le varie tematiche e un po' tutti ovviamente si stanno lamentando col tempo di tagli progressivi così via che ci siano. Dal vostro punto di vista che è molto operativo, come ci si è organizzati appunto in questi anni? C'è stato un taglio diciamo notevole o in qualche modo insomma si è riusciti a poter lavorare ancora? Diciamo che le risorse a disposizione sono sempre minori ogni anno. Negli anni passati c'erano risorse che provenivano sia direttamente dalla Regione sia dal Dipartimento Nazionale, quindi dallo Stato. Negli ultimi anni queste risorse sono calate, in particolare non ci sono più molti trasferimenti da parte dello Stato, per cui quanto c'è a disposizione anche nei confronti del volontariato è calato notevolmente. Ecco, una cosa invece che adesso riguarda anche chi le parla e comunque insomma la stampa tutto sommato. La comunicazione che viene fatta di un certo tipo di eventi, voi, quelli che sentite in televisione, leggete sui giornali, sono notizie che sono espresse correttamente o c'è qualche errore particolare che viene ripetuto, vuoi per sensazionalismo, vuoi per proprio errori specifici che vengono commessi?
si tolga questo sassolino, se c'è effettivamente un diciamo sassolino che molte volte la comunicazione è corretta e non presenta situazioni o indicazioni errate. A volte ci sono delle supervalutazioni, forse anche di qualche evento, che in realtà magari si limita ad essere molto locale e riferito a poche abitazioni, magari un territorio estremamente limitato, però insomma ci sta nell'ambito della comunicazione. Diciamo, ecco, in questo momento, in questi anni, va molto di moda la bomba d'acqua. La bomba d'acqua effettivamente dal punto di vista così reale non è che abbia un significato particolare, ci sono dei nubifragi, ci sono delle piogge particolarmente intense, ma la bomba d'acqua una volta si sentiva una volta ogni tanto, adesso quest'estate abbiamo sentito sui giornali continuamente ogni settimana bombe d'acqua. Quando è una bomba d'acqua? Quindi definiamola un po' più preciso. Scientificamente non è possibile definirla, però certamente abbiamo dei nubifragi, dei temporali estivi molto intensi localizzati che possono dare queste sensazioni, questi effetti che però, se dobbiamo essere anche guardare un attimino indietro negli anni, erano eventi che capitavano anche negli anni scorsi, negli anni precedenti, magari meno frequenti, però c'erano anche gli anni precedenti. Ecco, quindi questo significa che tutto sommato la preparazione non viene modificata rispetto, non ci sono eventi anche atmosferici diversi? No, sicuramente si può notare una maggiore frequenza di eventi, di effetti al suolo anche, con effetti al suolo rilevanti, però sicuramente c'è una evidenza da parte della comunicazione che forse era superiore rispetto a quello che c'era negli anni precedenti. C'era buona collaborazione tra le protezioni civili delle varie regioni? C'è un contatto continuo e costante o questo contatto avviene al momento di un'emergenza? No, allora a livello di regioni, a livello nazionale esiste la Commissione Speciale di Protezione Civile che è costituita da tutte le regioni, attualmente è presieduta dalla Provincia Autonoma di Trento e questa Commissione Speciale è il riferimento di tutte le regioni nei rapporti col Dipartimento di Protezione Civile nazionale, per cui periodicamente ci sono degli incontri, ci sono una serie di commissioni costituite dal Dipartimento e dalla Commissione Speciale, per cui c'è questa unione questo rapporto continuo e costante tra regioni e Dipartimento. In particolare, per esempio, nel caso del sisma del centro Italia, il riferimento delle regioni nei confronti del Dipartimento e quindi della DICOMAC, cioè della struttura di gestione dell'emergenza sisma, era proprio tramite la commissione speciale, tramite il coordinatore della commissione speciale, c'era questo rapporto regione-dipartimento. Chi è che mette in moto la protezione civile al momento di un evento tragico? La protezione civile al momento di un evento tragico viene messa in moto in base alla tipologia dell'evento. Se è un evento locale è il sindaco l'autorità di protezione civile, se è un evento a livello provinciale o a livello di più comuni, il coordinatore in quel caso è il prefetto. Nel momento in cui un evento diventa a livello di territori molto vasti, in cui ci sia la necessità di un aiuto anche da parte dello Stato, allora in quel caso il coordinamento avviene da parte del Dipartimento della Protezione Civile. E il semplice cittadino quando può rivolgersi? Il semplice cittadino in qualsiasi momento in che intravede delle situazioni emergenziali può rivolgersi, deve rivolgersi immediatamente al sindaco oppure ai numeri di soccorso, a cominciare dal 115 che è il numero dei vigili del fuoco, i quali sono i primi ad intervenire in quanto sono responsabili del soccorso tecnico d'urgenza. Torniamo a parlare di Io non rischio, quindi la campagna specifica, si diceva campagna nazionale, per il Veneto
ha le sue 40 piazze, giusto? Giusto, 40 piazze. Che sono appunto state interessate da questa iniziativa. Come sono state divise sostanzialmente tra rischio sismico e rischio idrogeologico? Si sono proposte, diciamo, le varie piazze da questo punto di vista per... Sì, sostanzialmente sono state proposte, c'è stata una proposta da parte delle associazioni e pertanto in base alle proposte, in base alle disponibilità si è provveduto a distribuire sul territorio queste varie specializzazioni sui due rischi che alla fine, dopo considerato il fatto che dove c'è il rischio sismico si parla anche di rischio maremoto, alla fine i rischi sono 3. 3 in assoluto, e c'è appunto questa importanza di messaggio che deve arrivare. Cosa non arriva in particolare? C'è un qualcosa che i cittadini hanno dimostrato nell'emergenza degli ultimi anni che purtroppo viene ripetuta in qualche modo? No, diciamo che negli anni sicuramente la consapevolezza e la conoscenza del cittadino nei confronti della protezione civile, ma in particolare di come comportarsi in presenza di determinati rischi, di determinati eventi, è sicuramente cresciuta di gran lunga. La Regione anche attraverso e in particolare con l'aiuto delle organizzazioni di volontariati, i comuni e le province, è da anni che sta portando avanti una campagna di comunicazione relativa ad una maggiore consapevolezza della protezione civile e di come comportarsi, cominciando proprio dalle scuole, che è l'elemento fondamentale in cui vengono fatte conoscere fin dalle scuole elementari quali sono i comportamenti da tenere in occasione di determinate situazioni e in particolare vengono fatte conoscere le attività della protezione civile. Il Veneto ha sempre avuto una forte vocazione al sociale, all'aiuto, al volontariato. Si conferma anche con la protezione civile o c'è un po' una carenza di vocazione? No, nella maniera più assoluta la presenza del volontariato di protezione civile in Veneto è molto alta e anche altamente specializzata, perché non dimentichiamo che a fianco di una grandissima disponibilità di volontari c'è anche una specializzazione molto elevata proprio anche qui a livello veneto. Ci sono specialisti per esempio cinofili, ci sono specialisti nell'ambito della ricerca di persone tra le macerie, ci sono associazioni tipo quelle del soccorso alpino o quant'altro estremamente specializzate in settori specifici, ma non dimentichiamo che ci sono i gestori delle cucine, per esempio, quindi tutta una serie di specializzazioni che consentono a una molteplicità consentono una molteplicità di attività nel caso proprio del soccorso. Ecco, ha descritto una serie di profili, non c'è dunque un identikit particolare di chi sarebbe così adatto a fare il volontario? Direi di no. L'identikit di chi è adatto a fare il volontario sicuramente è di colui che mette a disposizione il proprio tempo per il prossimo, sostanzialmente, per i cittadini e per il territorio. Quella è la cosa essenziale. Cosa si aspetta da questa iniziativa? Nel senso, una crescita ulteriore, si è dimostrato che è cresciuta esponenzialmente negli anni. Può allargare, può abbracciare ancora o siete giunti già a un buon livello di informazione? Sicuramente c'è sempre margine per migliorare e sicuramente c'è sempre margine per crescere. Un obiettivo tra quelli fondamentali proprio della protezione civile regionale è quella di ampliare la conoscenza della protezione civile, del sistema di protezione civile, ma proprio anche dei comportamenti nell'ambito della protezione civile per tutta la cittadinanza. Quindi diciamo che ogni qualvolta si fanno operazioni di questo genere, quindi campagne tipo Io non rischio, si porta una maggiore conoscenza alla popolazione e quindi si riduce, diciamo, anche il rischio nei confronti di quella popolazione.
Io ringrazio l'ingegnere Luca Soppelsa, ha indossato la sciarpa gialla della campagna Io non rischio, come prima anche Ingrid Gambetta aveva la maglia che rappresentava appunto le giornate di sensibilizzazione. Grazie, buona giornata e buona fortuna all'iniziativa. E grazie a voi, intanto questa prima parte di 7 in punto, ci vediamo tra poco.